Ci troviamo questa sera per percorrere insieme un tratto di strada. Non è un cammino in solitario, è un cammino di compagni, anzi fratelli. È il segno distintivo del nostro essere cristiani, figli di uno stesso Padre, Dio. Un camminare insieme non solo perché possiamo godere della compagnia reciproca, ma insieme anche a Gesù, che risorto per sempre, 2000 anni fa, ora continua ad accompagnare i nostri passi sulle vie della vita. Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò. Era un uomo come tanti altri, e passando mi chiamò. Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, come mai credesse come me, nella sua vita non lo so. Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi chiamò. Perché le nostre Eucaristie non siano fredde e stanche, ma si accendano dell'amore che tu fai nascere nel cuore di chi ti accoglie. Una bilancia i cui piatti non sono allo stesso livello. Nel piatto più alto sono posti i valori di giustizia, verità, equità e libertà, mentre in quello più basso sono quelli legati ai soldi, alla carriera a tutti i costi, alla ricerca smisurata del successo, all'egoismo, alla sopraffazione del prossimo, all'edonismo. Perché nel piatto più alto? Perché pensiamo che siano più importanti, più vicini a Dio, rispettino la giustizia, ma purtroppo vengono presi con più leggerezza e superficialità rispetto ai valori più bassi. I soldati, dopo essersi fatti beffe di Gesù, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Nel cardellone, che rappresenta la strada della nostra vita, è posta al centro una forcola, segno distintivo di noi scout del clan. Essa ci ricorda appunto che la nostra libertà è interpellata dalla necessità di scegliere. Una scelta che inizia con il vedere, con l'aprire gli occhi, con il riconoscere l'altro come un fratello. Prendi queste mie mani, farle vibra, farle amore, braccia aperte per ricevere, che è solo un po'. Prendi questo mio cuore, che si spaventi al mondo, se non tanto per quegli occhi che non sanno Aiutaci a comprendere che il nostro amore non deve confinarsi in poche persone, ma deve allargarsi a tutti, perché tutti siamo ugualmente tuoi fratelli. che io porti